Escrementi e sporcizia ovunque a Nuoro, soprattutto nelle periferie. Per il turista che arriva in città in questo periodo non è un bel biglietto da visita. Nonostante i controlli da parte della polizia locale, marciapiedi e aiuole ne sono invasi. Evidentemente i tanti incivili che vivono a fianco a ognuno di noi, insospettabili, non spaventano neppure le sanzioni. Se il comandante della polizia locale riferisce che da febbraio a oggi non è stata comminata alcuna sanzione, l'importo per questo tipo di infrazione è di 100 euro. A quanti che non raccolgono le deiezioni del proprio amico a quattro zampe, dobbiamo constatare che un progressivo miglioramento c'è stato solo nella centralissima via Gramsci. Man mano che ci si allontana dal centro cittadino verso strade più periferiche, la situazione peggiora nettamente. Strade con ogni genere di rifiuto fanno da contorno alle feci disseminate ovunque, sui marciapiedi e nelle aiuole, ma a volte anche in punti che non si immaginerebbero mai. C'è chi si mette lo scrupolo di avvolgerle nel sacchetto, anche se poi lo abbandona nelle aiuole in bella vista. Dicono che per starla porti fortuna, ma sicuramente non fa piacere mentre ti godi una bella passeggiata cittadina o per qualsiasi motivo cammini per strada magari pensieroso. L'equazione è più controlli contro gli sporcaccioni, ma sicuramente più senso civico non guasterebbe, anche se fortunatamente non tutti i proprietari di cane sono così.